Lavoro, dignità dei lavoratori, serio rischio di conflitto sociale e un forte richiamo alla politica. Un messaggio forte, quello lanciato dal Patriarca agli operai della centrale Enel di Fusina, il primo capannone in cui Monsignor Francesco Moraglia celebra l'Eucaristia dal suo arrivo a Venezia, abitudine consueta nella terra ligure di Spezia. 150 tutte blu, i volontari dell'Unitalsi, i vertici della centrale Enel, il presidente di Confindustria Veneto. Ad ascoltarlo, il Patriarca con pacatezza avverte. Il mondo del lavoro sarà sempre più il risultato di componenti che o trovano un'armonia o arriveranno al conflitto. Tocca alla politica il compito di calmierare il mondo, o meglio i mondi del lavoro, continua il Patriarca. Una politica che deve indicare la strada all'economia e alla finanza e avere a cuore il bene comune. Penso certamente alla società civile, allo Stato, ma anche certamente a una finanza e un'economia che devono essere a servizio di una società, un'economia che deve essere in contatto con la realtà sociale. Grande la partecipazione dei lavoratori. È una cosa veramente emozionante, commovente, non ci sono parole, proprio una cosa veramente bella. È un incentivo a far sempre meglio, insomma, ecco. E per tutto il Cardinale, davanti a questo Gesù bambino che qui nasce tra i cavi elettrici, chiede il bene della tranquillità e del posto di lavoro. Una celebrazione che si chiude con un impegno a garantire gli ammortizzatori necessari a superare un momento tra i più difficili per l'economia veneta. L'impegno è soprattutto nel tenere coesa la società e di lavorare con tutte le parti sociali perché comunque ci sia speranza di crescita, opportunità di crescita e in ogni caso solidarietà per tutti.